Quarta corsa è una condizionata per femmine di 3 anni, non vincitrici di 7005 in carriera. Sono in 8 al via, partenza con l'autostart, 1 Beautiful Call, Vincenzo Piscuoglio, 2 Beverly Jet, Maurizio Cheli, 3 Brigidella, Marco Stefani, 4 Bruma Laumar, Davide Di Stefano, 5 Haga dei Veltri, Manuel Pistone, 6 Bionica Horse, Salvatore Valentino. In seconda fila 7 Bye Bye Again, Marcello Di Nicola, 8 Beautiful Vic, Paolo Leoni. Buono lo schieramento, tutta rete la prima fila. Rinuncia al lancio Bruma Laumar. L'errore di Haga dei Veltri, veloce Brigidella su Bionica Horse che si getta di galoppo, poi il 2 di numero Beverly 6 Jet Bionica Horse davanti squalificato. a Beautiful Call in terza posizione, poi vediamo Bye Bye Again davanti a Bruma Laumar, intanto 200 metri in 14,7 con in vantaggio Brigidella, l'allieva di Marco Stefani, che conduce su Beverly Jet, tutte in fila indiana, sono rimaste praticamente in 5, 29,7 i primi numero 400 metri. 8 Beautiful Vic squalificato. Sempre in vantaggio la From Above di Roberto Stancari, seguita da Beverly Jet, poi Beautiful Call terzo alla corda, intanto i 600 vanno via in 45,4, 15,7 la frazione della curva. Passaggio davanti alle tribune, situazione non cambia, sempre tutte e 5 le femmine in fila indiana con Brigidella a condurre. Si gira Maurizio Cheli, vede Beautiful Call che rimane lì, sposta Bye Bye Again. Vediamo se troverà anticipi l'allieva di Marcello Di Nicola, sembra di no. Quarta posizione sempre per Bruma Laumar, il giro è andato via in 1 minuto appena abbondante, sempre in vantaggio Brigidella, cerca di avvicinarla, Bye Bye Again, chilometro in 1,15,7, 15,5 la frazione della curva. Avanza Bye Bye Again, cerca di avvicinare la bacistrada che sembra ancora in controllo, seconda posizione per Beverly Jet, sposta al largo anche Beautiful Call con Vincenzo Piscuoglio, quartetto molto compatto, 14,5 la retta di là. Perde terreno invece Bruma Laumar, ancora tutto da giocare, sembra in leggera difficoltà Brigidella al comando, attaccata da Bye Bye Again mentre si prepara Beautiful Call, ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo, in vantaggio ancora Brigidella ma sembra passare Bye Bye Again, avvicinata da Beautiful Call, ultimi 50 metri al largo di tutti, Beautiful Call sembra avere energie migliori, Beautiful Call viene probabilmente a vincere sul 2 di Beverly Jet al terzo Bye Bye Again, 1,15,5 la media al chilometro per Beautiful Call con vicino Beverly Jet. Rivediamo la retta d'arrivo per capire meglio. Vediamo qui, siamo ancora ai 200 finali, quando Bye Bye Again sembra prendere la meglio su Brigidella, nel contempo si butta di dentro Beverly Jet con Maurizio Cheli e al largo di tutti Beautiful Call con Vincenzo Piscuoglio. Rivediamo l'arrivo con Beautiful Call a centro pista che prende la meglio e vince di una mezza testa su Beverly Jet, mentre al terzo Bye Bye Again, quindi la vittoria per la figlia di Exploit CAF, il training è quello di Tiberio Cecere, la guida di Vincenzo Piscuoglio, i colori di Antonio Savarese, la quota al totalizzatore 3,81.